innanzitutto a voi i miei più cari saluti, grazie per la vostra presenza e per la vostra partecipazione. Porto anche i saluti del direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e di tutti i docenti che fanno parte di questo Dipartimento. Allora, l'obiettivo che ci poniamo oggi è quello di offrirvi una panoramica, spero, quanto più esaustiva e chiara possibile di che cosa voglia dire intraprendere un percorso di tipo universitario all'interno delle scienze economiche. Infatti il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, appunto in sintesi definito DIES, ha proprio questa peculiarità, cioè di offrirvi alcuni corsi di laurea in materie di carattere economico, alcuni perché non ce n'è solo uno, ma ce ne sono più di uno e hanno anche delle differenziazioni per certi versi piuttosto significative. La cosa però importante sulla quale io vorrei un po' centrare la vostra attenzione è, oltre a spiegarvi quali sono i corsi di laurea di ambito economico che il Dipartimento è in grado di offrire, anche cogliere la vostra attenzione in merito a quali sono le figure di carattere professionale che il Dipartimento si propone e ha l'ambizione di formare in seguito proprio alla partecipazione o iscrizione da parte vostra all'interno di uno dei corsi di laurea di ambito economico che offriamo. Cioè, l'idea di fondo è non soltanto raccontarvi quali sono i corsi e che caratteristiche hanno, ma cercare di farvi capire che di fatto l'immatricolazione a un corso di laurea di ambito economico vi introduce all'interno di un percorso della durata di 3 anni, ovvero della durata di 5 anni, che poi condurrà come risultato finale ad un insieme di competenze che, acquisite, vi dovrebbero consentire di collocarvi nel mercato del lavoro in determinati ambiti, in determinate figure di responsabilità, presso aziende, presso società di consulenza, presso studi professionali, presso enti di ricerca, presso istituti di credito e imprese di assicurazione. Quindi l'idea di fondo è: vi presento i corsi di laurea del Dipartimento, vi spiego quali sono poi gli obiettivi che noi ci poniamo dal punto di vista della creazione delle future figure professionali, vi spiegherò infine, anzi lo faranno i numeri, quindi dei dati di carattere oggettivo, il motivo fondamentale perché dal nostro punto di vista ha molto senso e quindi sarebbe molto opportuno iscriversi ad un corso di laurea di tipo economico. Allora, la prima informazione che in qualche modo vorrei condividere con voi è proprio questa, cioè, come vi dicevo, sono molti corsi di laurea di ambito economico erogati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Un primo corso di laurea triennale è quello di economia aziendale, un secondo quello di economia e commercio, un terzo quello in banca e finanza. Notate come anche dal punto di vista, come dire, geografico, cioè della sede di riferimento per l'erogazione dell'attività didattica e non solo, economia aziendale, economia e commercio sono corsi di laurea i cui insegnamenti sono erogati presso la sede di Via Tomadini a Udine, mentre per quanto riguarda banca e finanza l'intero corso di laurea triennale e il successivo corso di laurea magistrale è erogato interamente presso la sede di Pordenone. Entrambe le sedi, Udine e Pordenone, sono delle sedi che di fatto assomigliano molto ad un campus universitario. Perché? Perché all'interno di quelle sedi voi trovate tutto ciò che serve per gestire la vostra giornata universitaria, perché lì vi sono le aule, sperando di ritornare in presenza quanto prima, dove i docenti tengono le lezioni, vi sono gli studi dei docenti e quindi anche la possibilità da parte vostra di poter interagire con il docente su base sostanzialmente quotidiana e giornaliera, vi sono gli uffici delle segreterie didattiche e delle segreterie studenti, vi è una biblioteca in entrambe le sedi e vi sono anche dei servizi di supporto di tipo tecnico informatico, laboratori e anche una mensa attrezzata. Quindi che sia Udine che sia Pordenone, voi trovate in entrambi i casi dei campus universitari in senso stretto. La vostra giornata quindi è una giornata che
prende avvio all'interno di queste strutture, perché lì potete trovare tutto ciò che vi serve per poterla gestire al meglio. Ecco, io vi dicevo prima, il mio obiettivo è anche quello di farvi capire perché ha senso, perché è opportuna una scelta di un corso di laurea di tipo economico. Come vi dicevo, da questo punto di vista tendo ad essere neutro, lo dicono i numeri, cioè lo dicono le aspettative, secondo questo sondaggio effettuato da Unioncamere, le aspettative del mercato del lavoro. Vedete, su questo grafico di istogrammi voi avete in ascissa gli ambiti, come dire, scientifici di tipo accademico, quindi l'ambito economico, l'ambito medico e sanitario, l'ingegneria e così via, che corrispondono quindi sostanzialmente ai corsi di laurea, e in ordinata avete le migliaia di laureati che sono richiesti dal mercato del lavoro nel periodo 2019-2023. Quindi di fatto oggi, 2021, inizio 2021, siamo a metà di questo periodo temporale, quindi siamo perfettamente collocati dentro questa rappresentazione grafica. Che cosa ci dicono questi numeri? Beh, questi numeri ci dicono che il mondo delle imprese, il mondo delle aziende, il mondo degli studi professionali, il mondo delle amministrazioni pubbliche, delle banche, richiederà nel periodo 19-23 laureati prevalentemente in ambiti di natura economica. Quindi la competenza economica, economico-aziendale, l'abbiamo visto prima, l'economia e commercio piuttosto che banca e finanza saranno le competenze più richieste nel mercato del lavoro fino al 2023. E come notate siamo collocati al primo posto, dopo di noi vengono le competenze di ambito medico, ancora dopo le competenze di ambito ingegneristico e poi tutta una serie di altre competenze di differenti ambiti, in qualche modo tematici, ambiti disciplinari. Che cosa vuol dire, quindi, provando a cercare di identificare una morale dietro questi numeri? Che chi si laurea quindi nelle materie economiche avrà certamente una probabilità di collocazione sul mercato del lavoro alla fine del suo periodo di laurea più elevata rispetto a quella di qualsiasi altra disciplina di carattere universitario. Quindi vuol dire che chi sceglie di iscriversi ad un corso di laurea in economia avrà la più alta possibilità di trovare un adeguato posto di lavoro, appunto, nel periodo fino al 2023. Quindi fare una scelta di ambito economico, lo dicono i numeri, pare essere la scelta migliore dal punto di vista dell'orientamento universitario. Quindi l'economia è ancora oggi la competenza più richiesta dal mondo professionale. Ecco, cosa offriamo noi? Vi ho già detto prima che come Dipartimento noi abbiamo un'offerta che è articolata sostanzialmente su 3 percorsi di laurea triennale, quindi l'economia aziendale, che è tutta gestita presso il polo di Udine, l'economia e commercio anch'essa gestita presso il polo di Udine, e banca e finanza che è interamente gestita ed erogata presso il campus di Pordenone. Su economia aziendale, notate, abbiamo disponibili 250 posti, per cui per le immatricolazioni ogni anno noi rendiamo disponibili 250 posti per iscriversi a economia aziendale, 200 per iscriversi a economia e commercio, 110 per iscriversi a Pordenone. Che significato hanno questi numeri? Beh, hanno 2 significati. Il primo è un messaggio che in qualche modo rivolgo a voi. L'abbiamo visto prima, iscriversi ad economia è una ottima scelta dal punto di vista delle opportunità future di lavoro. Noi abbiamo dei corsi di ambito economico che lavorano con un numero limitato di posti, appunto 250 economia aziendale, 200 economia e commercio, 110 banca e finanza. Quindi il messaggio che vi rivolgo è: collegate le 2 cose, fare economia vi dà un'ottima possibilità di collocarvi bene sul mercato del lavoro al termine del vostro percorso di laurea. Dall'altra parte noi come Dipartimento vi offriamo 3 corsi di laurea triennali con dei posti limitati, quindi il messaggio è: nel momento in cui decidete che economia fa per voi,
dovrete, come dire, affrettarvi nel perfezionare l'immatricolazione all'interno di uno di questi 3 percorsi laurea triennali, perché lavoriamo con un numero di posti, direi, limitato. Secondo messaggio, perché è limitato questo numero di posti? In realtà noi avremmo potuto anche aumentare i posti disponibili, oltre i numeri che vedete rappresentati in questa diapositiva, ma l'idea di fondo è di tenere limitato, un po' più ridotto, i posti disponibili, perché l'altra grande linea sulla quale noi lavoriamo e la nostra policy è quella di darvi qualità, e quindi solo se limitiamo il numero degli studenti che si immatricolano ai nostri corsi di laurea siamo in grado di gestirli al meglio. Gestendoli al meglio siamo in grado di offrire loro una qualità più elevata sia dal punto di vista della didattica sia dal punto di vista dei diversi servizi di supporto. Quindi lavorare con un numero, direi, discretamente limitato di studenti, quindi ecco perché un numero, come dire, pari a circa 500 posti disponibili, per noi vuol dire garantirvi un servizio didattico e non solo di elevata qualità. Quindi limitiamo in qualche modo la capacità produttiva, ma facciamo in modo che il risultato finale sia un risultato che abbia come obiettivo fondamentale offrirvi quanto di meglio si possa dal punto di vista qualitativo nell'ambito didattico e non solo. Ecco qui il riferimento quindi al fatto che l'accesso e quindi l'immatricolazione ai corsi di laurea avviene fino ad esaurimento dei posti. Quindi nel momento in cui noi raggiungiamo il limite delle 250 domande per immatricolazione, chiudiamo il processo di immatricolazione ad economia aziendale. Quando raggiungiamo 200 domande economia e commercio, chiudiamo il processo di immatricolazione economia e commercio. Quando raggiungiamo le 110 posizioni su banca e finanza, chiudiamo la posizione. Quindi vuol dire che l'accesso avviene fino a quando non si raggiunge il limite imposto. A questo punto c'è la chiusura. Ecco perché quindi è bene che da parte vostra vi teniate disponibile un appunto e vi segnalate il fatto che dovete velocizzare il processo di matricolazione proprio per far sì di poter garantirvi uno dei posti all'interno dei corsi di laurea. Come si fa? Lo si fa attraverso un processo di immatricolazione. L'immatricolazione è una fase, una procedura amministrativa che vi richiede una serie di documentazioni, la compilazione di una domanda online, eccetera, eccetera, che si apre temporalmente nel mese di luglio. Pertanto a luglio di quest'anno, ancora le date non sono state definite, ma poi vi darò tutti i riferimenti per tenere monitorato il sito dell'università, in particolare il sito per l'appunto del Dipartimento. Nel mese di luglio si aprirà la finestra per le immatricolazioni, quindi da quel momento sarà possibile immatricolarsi. Fatelo rapidamente perché l'accesso è appunto fino ad esaurimento dei posti. Vi è poi l'altro tema fondamentale, che è quello legato al test TOLC -E, dove E sta per economia, che è un test di verifica delle competenze in ingresso. Per noi non è questo un test fondamentale o propedeutico per l'immatricolazione, pertanto voi potete immatricolarvi anche senza aver fatto il test TOLC-E, quindi potete in questo modo occupare i posti disponibili. Anche successivamente l'immatricolazione potete svolgere quindi il test TOLC-E, che per noi ha quindi il significato un po' di conoscervi, capire quali sono le vostre competenze ed eventualmente costruire un percorso specifico per andare a lavorare su alcune eventuali lacune che dovessero in qualche modo emergere. Quindi il messaggio fondamentale è: a partire da mese di luglio partono le immatricolazioni ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, procedete con l'immatricolazione con la domanda, espletate quindi la procedura di immatricolazione, poi successivamente potete effettuare il test TOLC-E. In realtà voi siete liberi di fare il TOLC-E, quindi questo test che per noi comunque è obbligatorio, anche prima dell'immatricolazione, ma non è assolutamente indispensabile fare prima il test e poi matricolarvi. Voi quindi potete gestire questi due percorsi in modo del tutto separato. L'immatricolazione che viaggia con il suo percorso
il test TOLC è che può essere fatto anche dopo l'immatricolazione. Allora, economia aziendale, vi dicevo, l'altro punto fondamentale, oltre ad aver capito perché ha senso quindi quantomeno mettere lì nel mirino un corso di economia, nel senso che abbiamo visto prima il mercato del lavoro richiederà prevalentemente competenze di ambito economico. Ecco, l'altro motivo, gli altri motivi specifici che secondo me inducono appunto a perseguire un percorso di questo tipo è capire quale figura professionale deriva dall'aver frequentato un corso di laurea triennale di ambito economico. Se scegliete economia aziendale, di fatto dovete immaginarvi alla fine di questo percorso come delle persone che hanno acquisito delle competenze per poter ricoprire prevalentemente nelle aziende private e nelle aziende pubbliche i ruoli di responsabilità a livello amministrativo, di esperti della contabilità, di controller, quindi manager che si occupano della gestione dei costi, della gestione dei ricavi, di gestire le informazioni utili per l'alta direzione, di imprese o di gruppi, oppure funzioni di general management o come dire, di responsabilità collegate a specifici ambiti aziendali, che ne so, ad esempio il responsabile delle risorse umane piuttosto che il responsabile della produzione e così via. Ma come notate anche la costruzione di una figura professionale che possa poi muoversi in autonomia nell'ambito della libera professione. Quindi qui creiamo le basi, le condizioni affinché possiate poi accedere alle abilitazioni per i ruoli dell'esperto contabile, del revisore contabile, ovvero per poter svolgere nell'ambito di studi professionali o di società di consulenza il ruolo di natura consulenziale. Economia e commercio ha un taglio leggermente diverso perché qui l'obiettivo è di fornire delle basi solide per un'attività prevalentemente orientata alla ricerca e alla conoscenza delle leggi fondamentali che gestiscono interi sistemi economici, quindi mentre economia aziendale costruisce la figura del manager d'azienda, l'economia e commercio costruisce la figura, come dire, del soggetto che studia l'economia, tant'è che per l'appunto gli ambiti professionali sono quelli legati sostanzialmente a ruoli all'interno, anche qui certamente di imprese, di amministrazioni pubbliche, ma anche di istituzioni pubbliche, centri di ricerca, la Banca Centrale Europea, eccetera, l'Ufficio Studi della Banca Centrale Europea, l'Ufficio Studi della Banca d'Italia, perché qui noi costruiamo le figure degli analisti di mercato, le figure delle persone che hanno le competenze per poter leggere, interpretare, analizzare interi sistemi economici. Quindi una forte specializzazione appunto di questo tipo anche nell'ambito di enti di ricerca nazionali e internazionali. Infine, il terzo percorso di laurea, quello in banca e finanza, che invece crea anche qui delle figure specialistiche che sono prevalentemente da un lato manager di banche o di imprese di assicurazioni, quindi gestori appunto di credito, gestori dei portafogli di investimento, addetti alle aree finanza in imprese anche non finanziarie, quindi manifatturiere, ma direi che qui l'idea è fondamentalmente creare le figure manageriali che possano ricoprire ruoli di responsabilità dentro le banche e le imprese di assicurazioni e poi anche in questo caso la libera professione, però nella logica e nell'ottica della consulenza assicurativa e della consulenza e promozione di natura finanziaria. Quindi, chiarito perché ha senso, quantomeno da parte vostra, tenere lì vicino l'idea di potervi iscrivere a economia. C'è un mercato del lavoro che ha identificato le competenze economiche come le competenze di cui ha prevalentemente bisogno. Inquadrati quali sono i corsi di laurea che il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche è in grado di offrirvi, cioè il corso di laurea in economia aziendale, il corso di laurea in economia e commercio, il corso di laurea in banca e finanza, chiarito anche che ciascuno di questi tre percorsi, di fatto, pur essendo dentro l'ambito economico, ha come obiettivo la creazione di figure professionali specialistiche e specifiche. Adesso entrerei giusto un po' per darvi un primo veloce quadro di riferimento nell'ambito delle materie che tipicamente qualificano ciascun corso di studi.
Allora, economia aziendale è un corso di laurea triennale che si qualifica, diciamo così, per avere un impianto che è basato prevalentemente sulle materie, quindi sugli insegnamenti che ruotano attorno all'ambito tematico dell'amministrazione d'impresa e del controllo di gestione, quindi ad esempio qui troverete tutti gli insegnamenti di area contabile, quindi la contabilità d'impresa, tutti gli insegnamenti legati al bilancio pubblico d'esercizio, in logica codice civile e organismo italiano di contabilità. Troverete un baricentro sull'insegnamento di programmazione e controllo di gestione, ma come vedete poi vi saranno anche ulteriori insegnamenti di area più management e quindi ad esempio il marketing e la gestione delle risorse umane e tutto ciò che ruota attorno all'organizzazione aziendale, e anche degli insegnamenti di ambito giuridico e fiscale, quali diritto commerciale e diritto tributario. Cioè l'idea di fondo è una solida preparazione nell'area amministrazione e controllo, una solida preparazione nell'area specifica del management e attorno a questo un insieme di insegnamenti di ambito giuridico di carattere prevalentemente trasversale che servono appunto per rinforzare le competenze amministrative e di controllo e le competenze di carattere manageriale. Oramai oggi con le situazioni particolarmente complesse, i mercati che cambiano molto rapidamente, un manager d'azienda deve essere in grado di quantomeno governare sia aspetti specifici legati alla sua funzione aziendale o al suo ruolo amministrativo, ma anche aspetti di natura giuridica. Oramai c'è una compenetrazione tra competenze economiche in senso stretto e competenze di natura giuridica. Il corso in economia aziendale ha proprio questo obiettivo di appunto ripristinare, ricreare questa fusione tra differenti competenze. Economia e commercio invece è molto mirato alla creazione di metodi, di strumenti, di metodologie di lavoro, di analisi. L'obiettivo qui, se vi ricordate, è proprio quello di creare l'analista dei mercati, cioè lo studioso dei mercati, quindi una figura che legge i mercati nazionali e sovranazionali e cerca di cogliere le leggi fondamentali che muovono le scelte appunto di imprenditori, imprese, consumatori, ma anche le leggi fondamentali che regolano ad esempio i cicli economici di interi settori. Quindi un impianto più di carattere metodologico, infatti vedete prevalgono insegnamenti di area economica in senso stretto, quindi microeconomia, macroeconomia, di politica economica con un focus in particolare sulla politica economica e anche sulla politica monetaria, e poi la statistica, perché vi dà proprio la statistica gli strumenti empirici per poter analizzare adeguatamente i fenomeni macroeconomici, quindi strumenti statistici ed econometria. Infine, banca e finanza, che è un corso di laurea che ha come obiettivo la creazione di figure manageriali di responsabilità dentro le banche, le imprese di assicurazioni, ma anche la creazione di figure professionali di tipo consulenziale di area assicurativa e finanziaria. Quindi qui avremo invece un corso di laurea i cui insegnamenti sono prevalentemente centrati appunto sulle materie di natura finanziaria, per cui tutta l'area legata ai finanziamenti, con insegnamenti che vi spiegano come funziona un mercato finanziario, quali sono gli strumenti finanziari di cui ad esempio un'impresa ha bisogno per soddisfare le sue esigenze di finanziamento. Si va poi dentro nello specifico alla gestione e al governo delle banche e alla gestione e al governo delle imprese di assicurazione. Quindi la parte tecnica delle competenze per governare opportunamente specifiche funzioni dentro le banche e dentro in qualche modo le imprese di assicurazione. Ecco, il quadro generale mi sembra sia stato fornito. Solo un rapidissimo flash in qualche modo per darvi un aspetto di carattere organizzativo. L'attività didattica nelle università è come dire, strutturata in due momenti temporali diversi. C'è un primo periodo che noi chiamiamo primo semestre, che va da grosso modo metà settembre fino alla fine del mese di dicembre, e vi è un secondo periodo che parte da metà febbraio e termina indicativamente intorno a metà maggio. Quindi metà settembre, fine dicembre, primo periodo,
metà febbraio, metà maggio come secondo periodo. In questi 3 mesi il primo, 3 mesi il secondo periodo, si svolgono le attività didattiche, cioè i docenti fanno lezione in funzione di un piano, di un programma degli insegnamenti che, ad esempio, per quanto riguarda il primo anno, che è comune a tutti e 3 i percorsi di laurea triennali, di fatto riporta esattamente per tutti questi insegnamenti. Questa è una cosa interessante, perché vuol dire allora che voi potete iscrivervi a Economia e Commercio, frequentare quindi il primo anno delle lezioni, sostenere anche gli esami degli insegnamenti collegati e poi eventualmente, se decidete di cambiare il percorso di laurea, potete fare uno spostamento alla fine del primo anno sul corso di laurea in economia aziendale, perché intanto il primo anno a livello di insegnamenti è esattamente lo stesso, indifferentemente dal corso di laurea triennale che voi andrete a scegliere. Viceversa, chiaramente, se voi vi siete iscritti a economia aziendale e poi alla fine del primo anno capite che invece avete una maggiore inclinazione verso gli insegnamenti di area economia e commercio, potete fare lo switch da economia aziendale a economia e commercio. D'accordo? Quindi la scelta che è stata fatta di un primo anno di insegnamenti comune e lo stesso per tutti e 3 i percorsi vi dà un elemento di flessibilità, perché voi potete alla fine del primo anno, dopo che avete maturato comunque un anno di vita universitaria, vi siete potuti confrontare con dei vostri colleghi, avete potuto anche dialogare con qualche docente, vi siete chiariti quindi un vostro percorso, potete muovervi all'interno dei 3 corsi di laurea che vi offre il DIES, liberamente portandovi con voi tutta l'esperienza acquisita e tutti gli esami già precedentemente effettuati. Ecco, questo è un elemento secondo noi importante, perché vi dà tranquillità nell'effettuare la scelta, sapendo che potete modificarla alla fine del primo anno, e quindi è un elemento certamente di flessibilità. Ecco, un altro elemento sul quale noi stiamo lavorando in questo periodo è l'innovazione dei corsi di laurea. Vi ho già spiegato prima che 3 sono i corsi di laurea: economia aziendale, economia e banca e finanza. Perché dico innovazione? Perché a partire dall'anno accademico 2021-2022 all'interno del corso di laurea triennali in economia aziendale introdurremo un nuovo curriculum, che è il curriculum sull'amministrazione delle aziende sportive, che si aggiunge ai curricula amministrazione e controllo e management e organization, e quindi introduciamo questo elemento di novità proprio a partire dal nuovo futuro anno accademico 2021-2022, perché qui l'obiettivo è quello di creare un percorso di laurea triennale per creare le figure dei procuratori, le figure dei dirigenti di società sportive, visto che oramai anche lo sport professionistico sta diventando sempre di più un'azienda significativa, e come tutte le aziende ha bisogno di essere guidato, governato, gestito secondo le logiche di natura economica. Quindi tenete a mente il fatto che stiamo lavorando per darvi flessibilità sul lato delle scelte, per darvi anche la possibilità di interloquire con un dipartimento che innova, cioè migliora, crea novità dentro la propria area formativa. Ecco, vi dicevo prima sull'immatricolazione, penso che sia tutto chiaro. Procedete con l'immatricolazione a partire dal mese di luglio, troverete tutte le indicazioni sul sito. Adesso vi faccio vedere quali sono i riferimenti fondamentali. Il mese di luglio è il mese in cui noi apriamo ufficialmente le immatricolazioni e corsi di laurea del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Procedete con la domanda di immatricolazione, occupate quindi i posti che sono limitati a vostra disposizione, e poi dovrete fare certamente la prova TOLC-E, che è comunque obbligatoria, ma non è necessaria ai fini delle immatricolazioni. Quindi potrete farla prima di matricolarvi, potrete farla dopo che vi siete immatricolati. 2 percorsi sono, come dicevo prima, 2 percorsi separati. Allora, qui vi faccio vedere qual è la pagina del sito internet dell'Università degli Studi di Udine, dedicata nello specifico al percorso di immatricolazione ai corsi di area economica.
la vedete, questa registrazione, questo intervento sarà poi registrato, quindi potete poi fruirlo anche successivamente. Qui vedete, avete tutto ciò che vi serve per capire cosa fare per immatricolarvi. Quindi a luglio tenete acceso questo warning, a luglio verificate, controllate sistematicamente il sito dell'Università degli Studi di Udine, nella parte dedicata ai futuri studenti e nella parte dedicata nello specifico alle lauree di natura economica, e identificate il percorso su come immatricolarsi. Ci sarà una pagina molto simile a quella che state vedendo. Qui vedete, punto per punto avrete tutto ciò che vi serve per capire come immatricolarvi. L'altro argomento obbligatorio, come vi dicevo, è il test TOLC-E. Quindi questo test, che è erogato da un ente esterno all'università, un consorzio interuniversitario che si chiama CISIA, ha un suo sito internet di riferimento. Qui vi rappresento la pagina principale. Notate in mezzo vi è proprio l'indicazione del TOLC-E, sta per economia, e qui avete tutte le informazioni utili per poter iscrivervi, registrarvi, osservare, identificare le date di svolgimento dei test per sede universitaria. Quindi voi identificherete la sede di Udine, in corrispondenza di quella sede noterete come all'interno del sito del CISIA ci sia proprio l'indicazione della data, o meglio delle date in cui tale test verrà erogato. Vi è ad esempio una prima data già disponibile a metà marzo, e qui avrete tutte le informazioni per capire come registrarvi e come accedere quindi al test. Il test sarà svolto online, per cui non serve che vi spostiate, lo potete fare comodamente da casa. Quindi due informazioni fondamentali: la prima, come matricolarsi, riferimento sito Uniud. Avete visto prima la pagina fondamentale dove trovare tutte le informazioni su come procedere per l'immatricolazione, quando ci si matricola, a partire da luglio 2021. Seconda informazione, dovrete comunque fare anche il test TOLC-E. Lo potete fare prima dell'immatricolazione o anche dopo l'immatricolazione, perché è slegato dall'immatricolazione. Lo eroga il CISIA, quindi questo consorzio interuniversitario. Questo è il sito internet del consorzio, riferimento TOLC-E. Accedete, verificate le date, scegliete la data che preferite in corrispondenza dell'Università degli Studi di Udine, procedete con la registrazione e svolgete il test. Ecco, questo un po' per andare a completare l'aspetto più legato, come dire, alla didattica, all'immatricolazione. Ecco, però il nostro dipartimento molto attivo anche dal punto di vista delle attività a supporto della didattica, perché un dipartimento, un'università non vive chiaramente solamente di erogazione di contenuti didattici che stanno dentro un piano di studi, ma deve essere inevitabilmente un contesto, come dire, fertile dal punto di vista delle iniziative a supporto della didattica. Ecco, noi siamo particolarmente attenti a questo aspetto perché organizziamo sistematicamente dei seminari, cioè sono degli interventi in cui cerchiamo di, come dire, avere come relatori delle figure di grande interesse, di grande importanza dal punto di vista dell'economia, ma non solo nazionale, ma oserei dire internazionale. Quindi qui vi sono gli esempi del professor Giavazzi della Bocconi di Milano e del professor Boldrin della Washington University negli Stati Uniti, che sono stati nostri ospiti in due seminari che abbiamo per l'appunto organizzato e erogato all'interno del DIES. Perché è interessante? Perché sono delle figure di grande rilievo nell'ambito economico, perché sono delle persone che offrono sempre degli spunti interessanti in chiave di aggiornamento, in chiave anche di nuovi stimoli per ragionare sempre di più e sempre meglio in ambito economico. Quindi il DIES è un dipartimento molto attento alla organizzazione di attività seminariali, cercando per l'appunto di chiamare come relatore delle figure di riferimento negli specifici ambiti disciplinari. Il DIES è un dipartimento molto attento alle esperienze di carattere internazionale. Osservate quante sono le università che sono collegate con il DIES, con il quale quindi abbiamo una convenzione specifica. Sono praticamente un po'
distribuite in tutta Europa e quindi diamo la possibilità ai nostri studenti, situazione pandemica permettendo ovviamente, di poter gestire una parte del loro percorso di studi anche all'estero, quindi vanno in università con noi convenzionate, aderiscono dei progetti didattici che sono verificati e certificati, sostengono gli esami presso le università straniere, questi esami vengono poi riconosciuti dalla nostra università, quindi non si perde nulla, anzi direi si guadagna molto perché si fa un'esperienza internazionale che al giorno d'oggi è quasi obbligatoria. Ancora il Dipartimento lavora molto in chiave di laboratori didattici, abbiamo un'aula informatica molto ben attrezzata con dei software di ultima generazione che vi consentono di lavorare su elementi di carattere statistico, di calcolo economico, di supporto alle attività specifiche di area contabile e di valutazione, quindi abbiamo un nutrito gruppo di software che di fatto hanno l'obiettivo di tradurre operativamente quei concetti, quei contenuti di carattere teorico e metodologico che acquisite durante la frequentazione degli insegnamenti e delle lezioni, quindi un modo per avvicinare la parte teorica e metodologica dell'insegnamento alla pratica, quindi all'applicazione concreta di quei concetti, e lo facciamo anche grazie ad un'altra attività molto importante che è il collegamento con alcune imprese e quindi oramai sempre di più noi abbiamo creato un contesto in cui le imprese prevalentemente territoriali sono molto vicine all'università, l'università è molto vicina a loro e quindi organizziamo dei meeting con alcune di queste imprese, ad esempio per alcuni insegnamenti qualche ora di lezione viene addirittura ad essere svolta presso quelle imprese, dove lì l'obiettivo è parlare con uno o più manager di quelle imprese, quel manager sottoporrà un problema aziendale specifico e quindi l'obiettivo della classe è lavorare fin da subito all'interno di un contesto professionale aziendale affrontando i problemi che quotidianamente i manager come dire, affrontano durante la loro vita aziendale. Quindi un'idea di avvicinare sempre di più i contenuti accademici alla pratica delle aziende, degli studi professionali, con i laboratori, con queste forme di collaborazione appunto con le imprese. Ancora, a maggior ragione, per suggellare questo avvicinamento tra, come dire, le conoscenze universitarie e le conoscenze pratiche della vita aziendale, il tirocinio previsto fin appunto dalla laurea triennale. Qui, come vedete, abbiamo un numero veramente significativo di aziende che sono nostre partner per gli stage e tirocini, per cui a fronte di una valutazione fatta con un docente universitario potete affrontare un periodo di stage di tirocinio. In questo modo fate un'esperienza di carattere professionale, acquisite crediti formativi e, perché no, in molti casi addirittura un'assunzione che può arrivare anche prima di terminare il percorso di studi. Ancora poi organizziamo particolari eventi su degli elementi tematici particolari, quindi in questo caso vedete proprio tenuto presso la sede di Pordenone un convegno che provava un po' a collegare la finanza con il mondo dello sport, in particolare con il mondo per l'appunto delle imprese calcistiche e quindi siamo molto presenti anche dal punto di vista dell'organizzazione degli eventi. Concludo con questa slide. Mi sembrava opportuno darvi tutti i riferimenti utili affinché voi possiate mandare delle email, svolgere delle domande, chiedere per essere informati, chiedere per soddisfare alcuni dubbi. Il sito internet www.uniud.it, riferimento alla sezione didattica futuri studenti, quindi corsi di laurea di tipo economico. Contatti e riferimenti, qui direi che il contatto più importante è quello rappresentato dal responsabile supporto alla didattica, la dottoressa Rizzitano, che è la figura di riferimento che vi saprà dare tutte le informazioni utili, soprattutto quelle legate agli aspetti tecnici ed amministrativi, ad esempio la procedura di matricolazione, e poi il tutorato economia, un gruppo di studenti di laurea magistrale che stanno frequentando per l'appunto laurea magistrale
in questo momento presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, che sono ragazzi brillanti e soprattutto capaci di fornirvi tutte le informazioni utili anche semplicemente per affrontare un tema di carattere esperienziale, per aiutarvi a fare una scelta nell'ambito di un percorso di studi, per aiutarvi a scegliere quale insegnamento frequentare oppure no, per scambiare anche semplicemente appunto alcuni concetti, alcune esperienze, e per darvi una mano, in quanto sono molto vicino a voi anche per età in qualche modo anagrafica, darvi una mano appunto nel capire come affrontare al meglio il percorso di studi di ambito economico. Bene, io direi di chiudere qui, spero che sia stata una presentazione chiara. Lascio quindi adesso la parola alla regia di questo live, in modo tale che vi possa appunto introdurre poi alla rubrica A Tu per Tutor. Grazie mille e buon proseguimento con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Vi aspettiamo numerosi a braccia aperte. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo il professor Zanin e diamo la parola ai tutor del Dipartimento per il momento A Tu per Tutor. Buon pomeriggio a tutti, io sono Gianluca Brizz, il tutor nella laurea di Economia e Commercio, e se dovessi descrivere il corso di Economia e Commercio in poche parole, potrei dire che la laurea in Economia e Commercio ha il principale obiettivo di offrire una preparazione solida e ampia qua a UniUd, e non solo in ambiti economici, aziendali e tecnico-gestionali, ma anche in ambiti di politica economica. O in altre parole permette di dare agli studenti gli strumenti teorici di base, diciamo come mi piace chiamarli, una specie di cassette degli attrezzi dell'economista, che consentano di analizzare e capire i fenomeni economici a livello di singola unità produttiva, di struttura e di funzionamento dei mercati, e di interazione a livello di sistema. E tale peculiarità è alla base dell'intero corso di studio in Economia e Commercio, perché permette proprio agli studenti, dopo aver conseguito la laurea, di adattarsi con la massima flessibilità alle mutevoli e molteplici esigenze del mondo del lavoro, così da riuscire ad avere una marcia in più in tutte le posizioni e soprattutto in quelle dirigenziali. Io adesso sono iscritto, se vi posso portare la mia esperienza personale, ho continuato gli studi a UniUd perché l'Università degli Studi di Udine mi dava la possibilità di partecipare a un programma, come ha detto il professor Filippo Zanin precedentemente, internazionale, un programma europeo che è una double degree. E pertanto infatti sono appena rientrato, vi posso dire che un'esperienza all'estero è una cosa che poche università hanno la possibilità di offrire a tutti gli studenti, ed è una cosa bellissima sotto ogni punto di vista, non solo sotto il profilo didattico, ma anche sotto il profilo professionale e umano. Adesso vi passo la parola anche agli altri tutor che si presentano e vi spiegano un attimino la loro esperienza e i loro percorsi di studio. Buongiorno a tutti, io sono Martina Tomasetic e sono la tutor invece di economia aziendale. Anche io vi voglio portare un po' la mia esperienza in UniUd, perché d'altronde il professor Filippo Zanin ha già dato tutte le informazioni tecniche di cui avevamo bisogno. Io ho frequentato il triennio presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, ho avuto una bellissima esperienza e concluso questo percorso ho deciso di rimanere a Udine e di proseguire il mio percorso di studi frequentando il corso di laurea totalmente in inglese in International Marketing Management and Organization. Questo corso appunto è totalmente in inglese e si struttura poi, come ha già detto Gianluca, attraverso un percorso di double degree, quindi anch'io ho svolto un'esperienza all'estero, come già il professor Zanin anticipava. Le esperienze all'estero sono qualcosa di assolutamente necessario oggi. Purtroppo negli ultimi mesi siamo stati un attimo bloccati, ci siamo dovuti adattare e anche in questo l'Università di Udine ha assolutamente mostrato la sua capacità di adattarsi e di fornire a tutti gli studenti un servizio impeccabile, nel senso che noi siamo stati seguiti, noi abbiamo
avuto l'opportunità di continuare le lezioni e pertanto, appunto, per darvi l'idea di quanto positiva sia la mia esperienza presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, noi abbiamo avuto l'opportunità di continuare i nostri studi nonostante la situazione davvero abbastanza drammatica in cui ci siamo trovati. Ora appunto i corsi stanno proseguendo e, come anticipato, ci sono delle revisioni nei piani di studio, ci sono nuove opportunità e appunto per tutte le informazioni, per un'ultima idea su quello che il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche può offrire, passerei la parola ad Anita, che vi condividerà anche una breve presentazione con tutti i link necessari a trovare le informazioni che vi serviranno all'inizio del vostro percorso. Buon pomeriggio a tutti, io sono Anita Raggiotto, sono la tutor per Banca e Finanza. Procedo subito con la condivisione della nostra breve presentazione con tutti i nostri contatti. Eccoci qua, ecco, così lasciamo in sovraimpressione tutti i nostri contatti. Anche io mi presento dicendovi che anche la mia esperienza è veramente molto positiva con l'Università di Udine, con il DIES. Anche io sono studentessa sin dall'inizio, insomma mi sono laureata sia in triennale appunto in economia aziendale, seguendo il percorso in banca e finanza, e poi ho deciso di proseguire insomma questo percorso sempre all'interno dell'Università di Udine, e adesso sono al secondo anno, quindi confermo insomma che la mia esperienza è davvero positiva, è stata ed è un'esperienza veramente formativa e che davvero conferisce veramente delle competenze solide. Insomma, io mi sento veramente preparata dai corsi che ho frequentato fino a questo momento. Diciamo che in realtà il DIES non è solo università, solo corsi, naturalmente ovviamente corsi di alta formazione con docenti di elevato standing, ma è anche altro, perché parlo per me, comunque è quello che è l'offerta dell'Università di Udine. Ci sono molte esperienze da intraprendere, vogliamo parlare dell'Erasmus, come hanno detto Martina e Gianluca, ma anche per esempio a Pordenone il corso di Banca e Finanza offre una serie di esperienze collaterali, diciamo, che vanno di pari passo con i corsi. Mi viene in mente per esempio l'iniziativa che abbiamo organizzato a Pordenone durante in realtà il periodo del lockdown, quindi per farvi capire che appunto i corsi sono continuati, la formazione è rimasta di elevato livello. In più appunto abbiamo organizzato una gara di trading durante il percorso del secondo semestre l'anno scorso, proprio per iniziare insomma a impratichirci un po' anche con l'utilizzo dei mercati. Ovviamente una gara di trading diciamo teorica, era più che altro un gioco, però per farci imparare a usare gli strumenti e avere, diciamo, come diceva Gianluca, una cassetta degli attrezzi. Il corso di Banca e Finanza appunto si sviluppa sia in triennale che in magistrale, sin dalla triennale in realtà una formazione specifica, e eccoci. Sì, diciamo che il corso di Banca e Finanza insieme a noi tutor siamo presenti su Instagram, quindi per qualsiasi informazione ci trovate e potete seguirci, e naturalmente veicoliamo, condividiamo sempre informazioni precise, quindi insomma c'è da fidarsi. E qui abbiamo deciso di presentarvi anche una rubrica, diciamo una sorta di agendina con tutti i link che vi possono servire, che naturalmente poi metteremo in condivisione. E qui vi presentiamo i link per avere tutte le informazioni in generale su quelli che sono i nostri corsi. E poi ancora abbiamo optato insomma per raccogliervi un po' di informazioni utili, dai contatti della segreteria alle informazioni sul dipartimento in sé, quindi opportunità anche per l'Erasmus. Ecco, vedete qui le destinazioni, le informazioni per la biblioteca, tutti i servizi, e eccoci, calendario accademico, calendario delle lezioni, eccoci qua. E procediamo con le domande, ragazzi? Sì, dalla regia la mia voce fuori campo vi dice pure di procedere con le domande. Siamo al momento tu per tutor, abbiamo ancora una decina di minuti, ragazzi, potete pure procedere. Perfetto. Allora leggo l'ultima domanda in chat e ragazzi,
ci chiedono se ci si può iscrivere a più università e facoltà per poter avere un'alternativa se non si viene accettati a un corso. Che si possono fare più test di ammissione, nel senso che nel ventaglio di opportunità offerte sia dall'Università di Udine che eventualmente da altre università si possono scegliere di diversi corsi, diversi test di ammissione da fare, ma poi l'immatricolazione avviene per un unico corso in realtà, quindi bisogna scegliere con attenzione, ecco. Anita, se vuoi, non lo so, sto cercando tra le domande un attimino. E magari visto che tu sei iscritta e laureata soprattutto alla triennale di Banca e Finanza, che è un po' la neonata del Dipartimento, puoi magari spiegarci la differenza sostanziale a livello di materie tra la facoltà di Banca e Finanza, appunto, ed Economia e Commercio e Aziendale. Certo. Allora, io in realtà posso farvi un bel focus sulla differenza tra economia aziendale e banca e finanza, perché io sono laureata ancora in economia aziendale con il vecchio percorso, il vecchio curriculum in banca e finanza, però adesso avendo a che fare con i corsi di banca e finanza proprio veri e propri, diciamo che la differenza è molto semplice. Banca e finanza si concentra molto di più sulla formazione specifica relativamente appunto a quelli che sono gli ambiti dell'assicurazione, della finanza, dei mercati. Già insomma dall'inizio si comincia a parlare, naturalmente c'è una prima, non so, ovviamente diciamo anche il corso di banca e finanza dà una formazione di base relativamente ai concetti di microeconomia, voglio dire di economia aziendale, di macroeconomia, però diciamo che il focus già dalla triennale è sulla finanza, insomma serve proprio a formare figure di riferimento, insomma, per il settore di riferimento, insomma, per il settore dei mercati finanziari, dell'assicurazione e della finanza. Per la differenza con economia e commercio passo la parola a Gianluca. Grazie Anita, gentilissima. E che dirvi, la differenza essenziale tra il corso di laurea in economia e commercio e economia aziendale è che la prima si focalizza sulle scienze economiche, quindi sulle discipline quali la microeconomia, la politica economica, la statistica, mentre la seconda offre allo studente molteplici conoscenze mirate, diciamo così, alla gestione aziendale, quindi al business management, quali i vari diritti e la contabilità aziendale. Pertanto, oltre alla matematica, che tante persone, tanti studenti ci chiedono, la principale differenza, è una delle differenze più grandi, la matematica, il laureato in economia e commercio sarà orientato mediamente verso enti di ricerca e società di consulenza, come il professor Filippo Zanin ci aveva detto precedentemente, sia pubblici che privati ovviamente. Invece il laureato in economia aziendale avrà come sbocco professionale naturale il dottore commercialista o anche il management d'azienda. Essenzialmente sono queste le differenze principali in economia e commercio e economia aziendale. Io ho deciso di intraprendere il percorso di economia e commercio perché al primo anno, visto che i percorsi sono comuni per tutti e tre i corsi di studi, lo studente ha la possibilità di interagire con quasi tutte le materie di ambito economico. E dopo può scegliere quelle che diciamo è più inerente, diciamo si plasma, si adatta di più. Ecco, mi piacevano di più le materie come microeconomia, come statistica, e quindi sono dovuto andare verso la parte di economia e commercio, e anche dopo, quando ho proseguito gli studi verso la magistrale, ho deciso di intraprendere il percorso in economics, che è lo sbocco naturale in economia e commercio. Vi faccio una domanda che è arrivata in merito, decidete voi se Gianluca o Anita risponderanno, in merito alle esperienze Erasmus. Quali sono insomma le opportunità che l'Erasmus offre e quali soprattutto i vantaggi che l'Erasmus offre dal punto di vista appunto sia accademico ma soprattutto formativo per quanto riguarda i corsi afferenti al Dipartimento. Anita, se non c'è un problema faccio io che sono... No, prego che sei più esperto di me. Gentilissima. E l'Erasmus è un'esperienza straordinaria, come ho detto prima, sotto ogni punto di vista. E essenzialmente, oltre a fare gli esami e quindi a svolgere un'attività didattica in un paese diverso rispetto a quello italiano, che può essere paese europeo come paese anche extraeuropeo, ti dà la possibilità di conoscere nuove persone e quindi crearti nuove relazioni, e al giorno d'oggi le relazioni sono essenziali sotto ogni profilo, non solo quello lavorativo.
ed inoltre ti fa conoscere come gli stati oppure altre nazionalità gestiscano in maniera diversa la didattica e quindi come le università si differenziano da stato a stato. E sotto il profilo curriculare, secondo me è un'esperienza che bisogna averla oggigiorno, perché quando si va a fare un colloquio di lavoro, essenzialmente chi è dall'altra parte ti chiede: hai fatto esperienza all'estero? Sai la lingua inglese? Che sono due pilastri che adesso con una laurea lo studente deve possedere. E pertanto l'Erasmus, a mio parere, sì, bisogna farlo in tutti i 5 anni, decidete voi quando, alla triennale, alla magistrale, ma secondo me bisogna farlo, perché oltre a darvi queste possibilità di crescita curriculare, cresce anche voi stessi, vi fa crescere, vi fa diventare autonomi e vi fa tornare cambiati, vi cambia essenzialmente la vita. È un'esperienza indescrivibile e io ve la consiglio. Io sono appena rientrato, come avevo detto, presso l'Università di Graz, che si trova in Austria, dove è stata un'esperienza bellissima. Grazie Gianluca. Farei una domanda a Martina, che è appena arrivata. La domanda è: come vi trovate con Uniud, quindi in generale rispetto all'Ateneo, relativamente alle lezioni online? So che ne hai già parlato prima, in realtà, un pochino, però magari approfondisci il discorso. Allora, ovviamente essere online non è come essere in presenza. Manca un contatto con i professori, manca un contatto con gli altri studenti. Però vi do la mia esperienza da studentessa di un corso che in realtà è molto interattivo, perché il corso di laurea magistrale che sto facendo è molto basato sull'interazione tra studenti e tra studenti e professori, e vi posso dire che in realtà ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta anche bene, se posso dire. Ovviamente c'è uno sforzo in più. C'è uno sforzo in più perché bisogna avere la diligenza di essere presenti, di partecipare. È facile nascondersi dietro allo schermo, però è fondamentale riconoscere il fatto che dietro a un percorso di formazione ci sia l'impegno dello studente in primo luogo, e quindi le lezioni online ovviamente sono una soluzione subottimale se dobbiamo guardare, se dobbiamo scegliere appunto tra l'essere in presenza e le lezioni in remoto, ma sono una soluzione assolutamente valida a mio parere, nel senso che ci hanno dato l'opportunità di concludere, di portare avanti il nostro percorso di studi in una situazione che era davvero complicata, davvero difficile sotto diversi punti di vista. C'è anche da considerare il fatto che le lezioni online diano un'opportunità a studenti lavoratori, a studenti fuori sede, di seguire le lezioni anche in orari poco funzionali, anche in momenti e con modalità che non sarebbero altrimenti comode, danno l'opportunità di seguire le lezioni mentre si lavora, non contemporaneamente, ma appunto durante un percorso lavorativo. E come diceva prima il professor Zanin, vi è l'opportunità con i tirocini, come è stato detto, di effettivamente iniziare un percorso lavorativo già mentre si è ancora all'università. Quindi appunto sono un mezzo, sono uno strumento estremamente utile e a mio parere anche funzionale e funzionante. Ottimo Martina, grazie, sei stata chiarissima. Io ti avrei un'altra domanda, questa mia personale, perché ormai sono quasi alla fine del mio corso di studi. Ok, e quali sbocchi professionali allora ha da offrire questo settore? Dove posso andare a lavorare? Così anche gli studenti che ci seguono da casa riescono gli rinfreschiamo la memoria di quello che ha detto anche il professore Filippo Zanin durante la presentazione. Vado io e vi dico, diciamo che ovviamente il settore di riferimento è quello bancario e finanziario, però non è, allora, diciamo che quando, insomma, dicevo anche ai miei amici che stavo studiando banca e finanza, la risposta era: ah, ok, vai a lavorare in banca. Non è solo quello, ovviamente. La formazione è veramente
a 360 gradi, se deciderete di scegliere insomma la triennale e la magistrale in banca e finanza, vi accorgerete che non si tralascia neanche l'aspetto dell'azienda, perché c'è il corso di finanza aziendale che comunque vi dà una formazione anche sotto quel profilo. Ci sono i corsi di economia e gestione delle imprese, di organizzazione aziendale, che comunque trattano dei temi che non sono la banca, come funziona la banca. Ovviamente ci sono anche quelli, ci sono i corsi che vi spiegano insomma come funzionano anche banalmente, come funziona il conto corrente, come funzionano i contratti bancari, però parallelamente la formazione è proprio quella di una persona che saprà insomma interagire anche con il management, con le aziende. Per dirvi, a Pordenone abbiamo il corso di economia e gestione delle imprese, appunto, che parte proprio dalle basi, quindi dalle teorie di crescita dell'azienda, poi organizzazione aziendale. Vedrete come si organizza proprio appunto chiaramente un'azienda, non solo un'azienda bancaria o un'impresa assicurativa, ma anche un discorso più ampio e generale. Quindi diciamo che la formazione è di professionisti, insomma, del settore bancario finanziario, dei mercati finanziari, dell'assicurazione, ma comunque non si tralascia neanche l'aspetto manageriale. Ecco, questo era per banca e finanza. E Gianluca, c'è una domanda per te. Chiedono se la laurea in economia e commercio fornisce le conoscenze per lavorare sulle borse internazionali. Allora, sulle borse internazionali io essenzialmente la laurea in economia e commercio ti dà anche la possibilità di lavorare all'interno di enti internazionali, e poi UniUd ci dà la possibilità anche di avere la magistrale totalmente in inglese con vari corsi di laurea, e pertanto la mia risposta è affermativa. Comunque sia, banca e finanza, se dovessi decidere di andare a lavorare in seguito all'interno delle borse internazionali, probabilmente è più specializzata in tale settore. E collegandomi a quello che ha detto Anita, quindi possiamo dire che gli sbocchi occupazionali che una laurea in economia può offrire sono molteplici. Possiamo andare dal settore bancario e finanziario a quello manageriale ed organizzativo, fino ad arrivare alle posizioni negli enti pubblici e di ricerca con la laurea in economia e commercio. E oltre a ciò, l'Università di Udine offre anche corsi erogati interamente in lingua inglese, e pertanto vi dà la possibilità non solo di lavorare all'interno del mercato nazionale, ma anche all'interno del mercato internazionale. Grazie mille, direi che possiamo concludere qui l'evento. Io voglio ringraziare tutti gli studenti che ci hanno seguito, ringraziare il professor Zanin per la presentazione, i tutor del Dipartimento, e vi ricordo per ulteriori informazioni di contattarli direttamente ai contatti che vi hanno fatto vedere precedentemente. Grazie mille, la diretta termina qui.